Avanti. Sono oltre 150.000 le persone salvate dall'operazione Mare Nostrum che proprio oggi compie un anno. È stata attivata dal governo il 18 ottobre 2013 dopo l'esponenziale incremento del fenomeno migratorio registrato dalla seconda metà del 2013 e dei tragici naufragi del 3 e 11 ottobre 2013 nelle acque di Lampedusa. Più di 94.000 immigrati sono stati recuperati dalle navi della Marina Militare che in una nota traccia il bilancio dell'attività svolta. Sono stati assicurati alla giustizia, grazie alla cooperazione con le procure, 330 trafficanti di esseri umani e sequestrate 5 navi madre, impiegati a rotazione 32 navi militari, 2 sommergibili ed elicotteri aerei che si sono avvicendati dall'inizio dell'operazione con l'impiego di 900 militari al giorno. Quasi 60 i trasporti sanitari con elicottero effettuati in emergenza e 13 boarding su navi sospette da parte dei team dei fucilieri della Brigata Marina San Marco. Nell'ambito di Mare Nostrum, che ha coinvolto la Marina Militare, l'Aeronautica Militare, le altre amministrazioni e corpi armati dello Stato, sono nate numerose collaborazioni tese a salvaguardare la vita umana in mare. L'operazione il 31 ottobre chiuderà. Bruxelles aveva chiesto all'Italia di affiancare Triton, la nuova operazione di controllo delle frontiere marittime supportato da 28 paesi, ma il ministro dell'Interno Angelino Alfano si è mostrato contrario sin da subito ed ha evidenziato la sua inequivocabile volontà di bloccare l'operazione Mare Nostrum. Il direttore dell'agenzia europea sottolinea: interrompere Mare Nostrum è una scelta dell'Italia e così il 1° novembre parte Triton, operazione di matrice europea affidata all'agenzia Frontex ma coordinata dall'Italia. Nel dettaglio si occuperà esclusivamente del controllo delle frontiere marittime, anche se la sorveglianza dei confini resta agli Stati membri. A Triton partecipano 26 Stati per un budget di 2,9 milioni di euro al mese, risorse che secondo il direttore esecutivo di Frontex Fernandez sono più che sufficienti per coprire i fabbisogni dell'operazione. Il direttore ha poi ricordato che l'agenzia avrà a disposizione complessivamente 90 o 92 milioni di euro e la Commissione europea ha istituito un fondo di riserva di 20 milioni in caso di emergenze. Riflettori puntati sull'immigrazione, Lampedusa è una bellezza che non isola, è proprio così? Sì, Lampedusa ormai è diventata la metafora non solo del dramma, dei viaggi alla speranza, dell'immigrazione, ma anche del messaggio di speranza e di umanità che questa isola, la mia comunità ha dato lavorando su questo fronte per tanti, troppi anni in solitudine, ma oggi credo che con i riflettori accesi da Papa Francesco sia diventato veramente un esempio per tutti. Ecco, riflettori accesi con la visita di Papa Francesco, poi l'operazione Mare Nostrum, in qualche modo Lampedusa è stata un po' alleggerita. Sì, infatti io non sono tra quelli che dicono non è cambiato nulla sul piano delle riforme normative, del diritto d'asilo, della politica dell'immigrazione, però dobbiamo dire la verità, il nostro Paese ha dato una risposta che chiaramente non è la soluzione, ma è la risposta emergenziale ad un dramma che esiste, che è Mare Nostrum, e speriamo che questo ruolo possa essere assolto dall'Europa. Bibbia e Corano a Lampedusa, la convivenza è semplice. Bibbia e Corano a Lampedusa mostrano e vogliono mostrare anzitutto l'accostamento che c'è sui barconi tra la religione islamica e la religione cristiana, due tradizioni diverse che però si uniscono nella stessa sofferenza, nella medesima sofferenza, due tradizioni che pregano chiaramente secondo la propria tradizione, ma insieme affrontano quella che è la traversata del Mediterraneo. Bibbia e Corano a Lampedusa vuole costituire questo testimone, è un testimone dell'accostamento di due tradizioni, le quali si uniscono nella medesima sofferenza. Lampedusa, ecco, partiamo dal nome, c'è una Z al posto della S. C'è anche una A al posto della E ed è il modo in cui i migranti chiamano quell'isola che hanno sognato a lungo, perché è la prima porta d'accesso verso l'Europa, e cioè verso la libertà, la speranza, la possibilità che si sfugga definitivamente per sé e per i propri figli innanzitutto alla fame, alla violenza, alla guerra, adesso anche al rischio di contagio, perché sappiamo quel che sta accadendo, anche se non dobbiamo enfatizzarlo e non pensare che possa arrivare a bordo
di un barcone, è la povertà di quel mondo che viene abbandonata in cambio di un sogno di ricchezza. Non sempre quel sogno viene soddisfatto, non sempre siamo accoglienti come dovremmo essere, diamo pochi sì alle richieste di diritto d'asilo e a volte non ci rendiamo conto che il volto che noi vediamo ha conosciuto tante sofferenze per noi letteralmente impensabili.